Ben ritrovati e ben ritrovate a Noi Chiesa Diocesi Liguri, la trasmissione in cui parliamo un po' di quello che succede nelle diocesi della Liguria. Questa settimana la nostra trasmissione è divisa in due parti, dedichiamo tutta la prima parte ad un'ampia intervista a Monsignor Nicolò Anselmi, eletto Vescovo di Rimini. Monsignor Anselmi, che attualmente è Vescovo Ausiliare di Genova, ha una storia legata al mondo giovanile, oltre ad aver partecipato a gran parte delle giornate mondiali della gioventù, Parigi, Roma, Toronto, Colonia, come responsabile del servizio di pastorale giovanile della diocesi di Genova, è stato a Sydney nel 2008 e a Madrid nel 2011 come responsabile del servizio nazionale per la pastorale giovanile presso la segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ma Don Nicolò, così lo chiamano tutti, è stato vicino ad una generazione di giovani della diocesi ed è il parroco della Basilica delle Vigne nel cuore del centro storico. La comunità in questi anni ha dato vita ad una fitta rete di solidarietà. Vi raccontiamo tutto questo con le interviste realizzate da Maurizio Garreffa e Emanuele Botto. Siamo nel cuore di Genova oggi, nella parrocchia di Santa Maria delle Vigne, per incontrare Monsignor Nicolò Anselmi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lo incontriamo perché è stato nominato dal Papa nuovo Vescovo di Rimini, a distanza di 7 anni dalla nomina Vescovo Ausiliare di Genova, con l'incarico anche appunto di parroco qui alle Vigne, nel cuore di Genova, come dicevamo, nel centro storico, in mezzo alle persone. Di questo poi parleremo. Intanto questo nuovo incarico, Vescovo di Rimini, a gennaio l'ingresso. Come la trova questa novità, questa nuova sfida nella sua vita intanto? Beh, diciamo che prima o poi sapevo che sarebbe accaduto, nel senso che il Papa poi me l'aveva già detto, insomma, quando ci eravamo incontrati, e quindi sapevo, però chiaramente poi quando viene il dunque insomma, si rimane sempre un po' colpiti. Si sente anche così la mano del Signore, al di là delle sofferenze, degli strappi, degli allontanamenti, ma anche della gioia poi di andare in una nuova comunità cristiana, a offrire il mio servizio per quello che saprò fare, per quello che potrò, quindi credo che sia giusto viverlo anche in una logica di fede, ecco, di sentirsi appunto chiamati dal Signore, quindi quando Lui chiama va tutto bene. Il Papa ha motivato questa scelta parlando con lei, a tu per tu? Ma mi ha detto così, anche attraverso la persona del Nunzio, che gli sembrava una diocesi anche adatta a me, una diocesi non grandissima, ma nemmeno piccola, insomma un po' adatta alle mie capacità, insomma molto vivace, molto simpatica, e con tanta intraprendenza, e quindi spero di farò quello che posso, insomma. C'è un bagaglio in preparazione che è quello fisico, un bagaglio invece di concetti, quelli di linee guida anche che lei ha provato a dire anche nel momento della nomina. Proviamo a guardarne alcune, ad esempio l'unità, è una cosa che le sta molto a cuore. Qual è secondo lei l'importanza di questo termine oggi in un mondo, in una società che sembra averla un po' dimenticata? Io penso che questo sia una delle caratteristiche diciamo così più importanti che la Chiesa possa offrire al mondo di oggi. Unità, che vuol dire fraternità, che vuol dire figliolanza, che vuol dire comunità. Questo penso che sia uno dei doni che lo Spirito Santo, che per volontà esplicita di Gesù, che ha pregato, appunto, come tante volte ricordo, al termine della sua avventura terrena, perché siamo una cosa sola. Penso che questo sia oggi lo specifico, uno degli specifici della nostra, che la Chiesa può offrire al mondo. Come si può metterla in pratica? Intanto vivendo insieme, ecco. Poi l'unità penso che sia un dono anche dello Spirito, cioè è Dio Padre che vuole, che ci dona il suo spirito, che è uno spirito di unità, che ci vuole la sua famiglia, dato che la Chiesa, l'umanità intera è una grande famiglia. Il desiderio ultimo di un padre è quello che la famiglia sia unita, che sia concorde, e quindi con il suo aiuto cercare di parlarsi, il dialogo penso che sia una cosa, stare insieme, dialogando, parlandosi, perdonandosi, è un qualcosa il Papa parlava di artigiani di pace e di unità, ecco, nella quotidianità.
nella quotidianità. E proprio nella ferialità, anche nella vita di parrocchia, ad esempio, nel concreto questa unità, se dovesse citare qualche esempio, come viene praticata? Ma io penso che debba venire praticata prima di tutto, diciamo, trova la sua fonte nell'Eucaristia domenicale, che è effettivamente il momento in cui la comunità cristiana si riunisce, si raccoglie, quindi un'Eucaristia ben partecipata da tutti, in cui tutti vengono non per essere degli attori, ma ad essere dei protagonisti dell'offerta della loro vita, quella sia proprio la fonte dell'unità della Chiesa. E poi dopo concretamente nei servizi di ogni giorno, nella preghiera, nella lettura della parola di Dio, e poi anche nella carità, che è il frutto di una unità, di una carità vissuta. Quindi verso i piccoli, prima, diciamo così, rifluisce un bene che è stato prima costruito insieme. Nel suo cuore ci sono anche i giovani, ha avuto diversi incarichi di pastorale giovanile, non soltanto in Liguria ma anche attraverso la CEI. Che cosa rappresentano per lei i giovani oggi e come possono essere coinvolti maggiormente nella vita della Chiesa e non solo? Beh, io ringrazio anche questi bellissimi incarichi che ho vissuto in questi anni, perché effettivamente, come diceva San Giovanni Paolo II, frequentare i giovani ti mantiene giovane, ecco, perché ti fanno ragionare anche con modalità diverse e comunque sempre piuttosto dinamiche, giustamente, come di una persona che è aperta al futuro, che è aperta alla novità, no? E quindi è normale che un giovane sia così. Io penso che sia un grande dono per la Chiesa, ecco, che credo che si debba lasciare loro spazio, dare loro fiducia, loro ci devono mettere l'entusiasmo, la voglia di fare, magari di faticare, no? Nel rapporto con gli adulti che sono più esperti, forse anche più lenti, però bisogna avere anche credo che dobbiamo avere noi adulti, diciamo così, la capacità di essere pazienti, anche di accettare il fatto che un giovane faccia le cose in modo diverso da quello che l'abbiamo pensate noi, ma sono sempre cariche di un entusiasmo, di una voglia di futuro che tante volte noi abbiamo, e quindi sono un dono. Spesso si tende un po' a zittirli o non prendere in considerazione certe idee, poi lei ha frequentato anche il mondo della scuola, quindi sa bene che spesso vengono, come dire, messi un po' ai margini. Ecco, lì un cambio come potrebbe, insomma, avvenire? Che cosa sogna? Ecco, bisognerebbe che, diciamo, sia appunto questo reciproco, questo ascolto, questo fatto insieme. Chiederei ai giovani di coinvolgersi anche negli organismi di partecipazione, no? Di essere, capisco che questo può essere anche un po' faticoso, e agli adulti di fare 1, 2, 3 passi indietro e lasciare un po' di spazio, lasciare voce, e poi dialogare insieme, parlarsi, confrontarsi, e poi fare insieme senza paura di sbagliare. Nel suo cuore ci sono anche i poveri, gli ultimi. Qui a Genova ci sono anche tante esperienze, poi ne parleremo. Questa vicinanza, ecco, ai poveri, sempre parlando di un mondo che oggi tende a immaginarli sempre di più, qual è il suo atteggiamento proprio anche personale intanto nei loro confronti? Ma diciamo che in quest'ultima esperienza pastorale della mia vita, ma forse perché un po' il mondo è cambiato, ho avuto questa possibilità di incontrare, il Vangelo li chiama piccoli, no? Li chiama piccoli, persone che magari hanno per varie avventure della loro vita, hanno maturato una fragilità superiore ad altri, che poi è una fragilità un po' un tratto purtroppo molto contemporaneo nella vita di tante persone. E diciamo che per cui mi è capitato di incontrarne tanti con vari tipi di fragilità, dalla dipendenza, dall'essere straniero, dall'essere carcerato, dall'essere malato. E indubbiamente incontrarsi con delle fragilità evidenti, magari ci sono anche quelle più nascoste, quelle evidenti,
ti tira fuori il desiderio di una fraternità praticata in modo molto concreto, per cui ha fatto tanto bene anche a me, ecco, cioè, mi ha fatto bene così perché mi sono riscoperto capace di un amore, di una vicinanza, e poi imparare tante cose, perché chi è stato così, i racconti di vite faticose insegnano anche un'autenticità, una capacità anche di raccontarsi, no? senza infingimenti, senza menzogne, che fa bene a tutti. Se dovesse citare qualche esempio pratico proprio di aiuto alle persone povere che state facendo per esempio qua in parrocchia, nella zona delle Viglie. Beh, noi abbiamo cominciato dall'offrire, dall'occuparci di chi non aveva casa, perché purtroppo qui nel centro si vedono persone che dormono per strada. Allora abbiamo cominciato da lì, abbiamo affittato degli appartamenti, poi il comune ci ha dato anche dei beni confiscati alla mafia, c'è stata una confisca di mafia molto ampia qui nel centro storico, per cui ci hanno affidato 12 appartamenti, li abbiamo aggiustati, li abbiamo svuotati, anche insieme alle persone li abbiamo accolti, insomma, per cui abbiamo cominciato da lì. Poi abbiamo capito che non bastava la casa, che ci vuole anche un lavoro, per cui abbiamo messo in piedi anche delle altre piccole attività in cui la persona poteva sentirsi utile, alcune molto umili inizialmente, ma molto importanti, che era quello di pulire i vicoli di Genova, e poi dopo è nata un'impresa sociale che ha aperto dei negozietti, e poi alla fine si capisce come la persona non ha bisogno soltanto di casa, di lavoro, di cibo. C'è una distribuzione, in pandemia è iniziata una distribuzione di cibo molto ampia, che 3 volte al giorno, 3 volte alla settimana, e poi però credo che la cosa più bella sia stata quella di includerli nella vita della comunità, per cui molti di loro partecipano alla messa domenicale, facciamo le vacanze insieme, andiamo in gita, giochiamo. Ecco, la Chiesa vive il quartiere oggi come vive invece la parrocchia e queste attività, cioè questo che stava dicendo anche dell'accettazione di questo tipo di intervento proprio delle persone più povere? In generale in modo abbastanza positivo, ecco, nel senso che poi ci si dà un po' tutti una mano, no? Anche lì tante volte in modo anche un pochino, certe volte un po' disordinato. Ora in questo luogo dove ci sono tante necessità, dove io dico sempre che nel centro storico di Genova ci abitano 15.000 persone, ma in realtà ce ne vivono 100.000, perché tantissima gente durante il giorno viene qua per i motivi più vari, per turismo, per vedere anche le bellezze, oppure per altri motivi anche non sempre nobilissimi, diciamo così. E quindi c'è una fioritura di solidarietà, alcune volte potrebbe essere più coordinata, lo dico anche dal punto di vista nostro, della Chiesa. Credo che sia bello, una cosa che mi colpisce spesso è quella di, parlando con le persone che magari non sono necessariamente vicino alla comunità cristiana, non da credenti, sia bello però mostrare che come la possibilità di mettere insieme queste due cose, la bellezza, lo sfarzo di alcune chiese barocche, bellissime della nostra città, che manifestano anche quella che era una potenza, una ricchezza che era una cosa di un tempo, non certo di oggi, con la possibilità di mettersi poi al servizio, no? E questo, secondo me, questa è una sfida importante per tutti noi, quella che magari noi siamo eredi anche di un grande bagaglio, no? di persone che sono, però poi dobbiamo vivere il mondo, l'oggi e mischiarci con il mondo. Ecco, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, anche noi dobbiamo amare il mondo. Lei è anche uno sportivo, che cosa si devono aspettare a Rimini?
sono un modesto sportivo, ma spero di continuare. Si possono aspettare un tifoso. Sì, nella mia vita ho fatto un po' varie cose, nel senso che ho giocato a pallone, ho giocato a basket, ho sciato, arrampicato, per cui, però insomma, penso che continuerò a seguire queste cose con passione. Anche questo mantiene giovane, Ma ha contribuito. Sì, lo so. Bene. D'accordo, andiamo a vedere adesso proprio un esempio concreto di aiuto che proprio qui dalla parrocchia si fa verso le persone più bisognose qui nel cuore di Genova. Mercoledì mattina, che cosa si fa qui al chiostro vicino alla chiesa di Santa Maria delle Vigne? Il mercoledì è un giorno un po' particolare perché abbiamo anche la possibilità di dare spesso, come oggi, frutta e verdura che ci viene fornita proprio il mercoledì. Da dove arriva? Da supermercati che hanno magari qualche eccedenza o cose più vicine alla scadenza, altrimenti il mercoledì, che è uguale al lunedì e al venerdì, la mattina intorno alle 9 iniziamo a prendere i nomi delle persone che si presentano qua nel vicolo e poi quando abbiamo raccolto tutto il materiale della giornata, con un ordine cronologico in base al loro arrivo, chiamiamo e cerchiamo di soddisfare con quello che abbiamo le loro esigenze, anche vedere chi preferisce una cosa, chi preferisce l'altra, compatibilmente con quello che possiamo mettere sul banco. Si può anche dormire qui, o comunque la parrocchia si è industriata in questi anni per cercare di dare la possibilità di alloggi, com'è andata? È andata abbastanza bene, sì, poi sempre si cerca di dargli un alloggio più efficiente, qua è una cosa proprio di emergenza per alcuni giorni, via discorrendo, ancora 2 settimane fa c'era un ragazzo che dormiva lì, poi... Una sistemazione temporanea qui al chiostro? Sì, temporanea. Durante il Covid magari era un po' più... c'era più gente qua che bivaccava qua dentro, adesso poi difficilmente troviamo gente che dorme per più di 2 o 3 giorni qua. Ci sono altri alloggi che sono stati sistemati? Ci sono degli alloggi che sono stati confiscati alla mafia, in via delle Formiche, in Cernaia e adesso un altro che non mi ricordo bene, che ci sono delle famiglie disagiate che prima dormivano in qualche scantinato, via discorrendo. Li avete messi a posto? Sì, sono tramite Ausilium che li ha ceduti poi alla parrocchia delle Vigne e abbiamo sistemato queste persone qua che in alcuni casi sono molto disagiate perché hanno vissuto sempre delle situazioni molto difficili e particolari. Quali sono le difficoltà nel seguire proprio questo tipo di aiuto? Difficoltà, ci vuole tanta pazienza perché queste persone qua sono a volte anche incapaci di fare di richiedere un documento, di tutte queste pratiche qua, di andare a attivare un contatore del gas, della luce, bisogna seguirle ogni tanto, poi chiamare, anche loro poi magari hanno delle difficoltà così, pratiche che non sanno come rivolgersi, allora bisogna... Io poi alcune le seguo così, nel senso che ogni tanto li chiamo se hanno dei problemi così, loro ce n'hanno sempre comunque qualcosa che non... Ma giustamente, perché poi uno che vive in un periodo difficile in alcune situazioni, poi avere una casa sotto un tetto non è una bella cosa, insomma. Anche perché poi penso che la platea delle persone che si rivolgono e cercano un aiuto si sia ampliata anche in questi ultimi anni, tocca un po' tutti. Voi che tipo di persone, di nazionalità anche vedete? Ah, di tutte le nazioni si vedono. Negli ultimi anni anche tanti italiani, immagino. Ah sì, molto. Poi la mattina alle 7:30 già stanno qua. Si fa un sacrificio, però è bello offrire amore. Ecco, a lei che cosa le dà questo tipo di impegno? No, mi fa stare tranquilla, lo faccio con amore. Poi anche loro sono bravi, collaboriamo. Io vengo tutti i giorni, fino a quest'ora e poi basta. Perché diamo pure l'abbigliamento, il martedì, giovedì e poi facciamo i mercatini.
Ecco, la chiesa e questo tipo di attività è in mezzo al quartiere, dentro il quartiere. Il quartiere come vive con questo tipo di attività e di aiuto che si fa alle persone più bisognose? Io penso che il quartiere lo viva molto bene, perché questo qui è veramente un modesto aiuto e noi cerchiamo di dare alle persone che per motivi della vita che noi non conosciamo forse hanno perso tutto, oppure sono persone che sono arrivate sperando di trovare il benessere, perché magari guardando la televisione dall'altra parte del mondo vedono che l'Italia è un paese dove si vive benissimo, sono tutti belli, tutti affascinati, eccetera. Questo è il messaggio che dà la televisione e poi alla fine quando si trovano qua si scontrano con tante e piccole e diverse realtà. La prima realtà è quella della schiavitù, della prostituzione. È una cosa che alle volte si tiene molto sotterranea, però c'è. Si fanno anche degli incontri, se non sbaglio, con le vittime della tratta. Ci ricordavamo su Ranisette, mi ricordo anche che davano una mano. Allora, sulle vittime della tratta stiamo organizzando le cosiddette unità di strada, che sono delle persone che una volta alla settimana di sera vanno a visitare queste persone secondo un canone prestabilito, secondo accordi che sono stati presi, c'è una convenzione per parlare con queste persone e poi sono loro che devono decidere se vogliono cambiare la vita o se gli piace continuare questo. Purtroppo, come diceva un mio amico sacerdote africano, ogni volta che un giovane va via da un paese africano, il paese si impoverisce. Quindi non è che venendo da questa parte si risolve i problemi, anzi direi che il problema diventa doppio. Vi faccio un'ultima domanda, noi siamo venuti qua per salutare e presentare anche Don Niccolò Anselmi alla nuova diocesi, quella di Rimini. Quanto è stata importante l'impronta che Don Anselmi ha dato qui alla parrocchia e in generale anche a voi personalmente? Personalmente mi ha fatto toccare la povertà. Alle volte la povertà è quella che tu percepisci ma non la vivi. Tante volte persone di strada che oramai hanno imparato a conoscerci perché siamo sempre qui, ma non perché siamo i migliori, ma perché evidentemente in questa fase del nostro passaggio terreno il Signore ha voluto darci delle motivazioni, ha voluto farci vedere un'altra parte delle realtà che forse a noi toccava solo marginalmente. È molto semplice prendere un pacco di pasta, metterlo nel cassetto della Caritas e finisce. Purtroppo non è così. Io devo ringraziare Don Niccolò perché mi ha fatto proprio scoprire un mondo che io vivevo in maniera molto ma molto marginale. È il classico sacerdote che sa stare in mezzo alla gente, che non passa e basta, ma passa, si ferma, un sorriso, una domanda, una battuta, e sta in mezzo alla gente. E le ha a cuore. Esatto. Chiedo anche a lei un flash? Sì, io mi ha dato molto nel senso che ho imparato ad accogliere la gente in una maniera diversa da come la intendevo io, pur avendo fatto altri tipi di volontariato, però qua poi si è creato un modo di comunicare, di ascoltare, che è importante anche ascoltarla, questa gente qua con le loro traversie della vita, nei momenti difficili, e questo mi riempie veramente la vita da poter prestare attenzione a questa gente qua in un modo diverso che prima non l'avevo mai provato, insomma. E lei signora? Io, Don, mi ha insegnato ad amare e io ne sono fiera. Vi mancherà allora? Certo, lo andiamo a trovare a Rimini. Il mare c'è sempre. C'è sempre. Nella cattedrale di Nostra Signora Assunta Savona, durante la messa pontificale per la solennità dell'Immacolata, presieduta dal vescovo Calogero Marino, Suor Maria Monica Bazzani, figlia di Nostra Signora della Neve, ha professato i voti perpetui davanti a tutta la comunità ecclesiale. Vediamo.
chiedo di seguire Cristo come mio sposo in questa famiglia religiosa. L'eccomi che Maria dice all'angelo è anche il sì di Monica e di ciascuno di noi che nella sua vita cristiana è chiamato a rivivere il cammino di Maria stessa. Sono le parole pronunciate da Monsignor Gero Marino durante l'omelia pronunciata nella celebrazione per la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria nella cattedrale di Nostra Signora Assunta a Savona, durante la quale Suor Maria Monica Bazzani, figlia di Nostra Signora della Neve, ha professato i voti perpetui davanti a tutta la comunità ecclesiale. Sì, lo voglio. Vuoi, con la grazia dello Spirito Santo, dedicare generosamente tutta la tua vita al servizio del popolo di Dio? Sì, lo voglio. Oggi tu, Monica, pronunci questo eccomi con una radicalità particolare, decidendo di vivere per sempre in povertà, castità e obbedienza. Monsignor Gero Marino ha sottolineato la particolarità della scelta concordata con la Madre Superiora di vivere in cattedrale la professione religiosa, un dono per la congregazione, per tutta la diocesi, sono state le parole del Vescovo. Il brano del Vangelo di Luca, ha sottolineato Monsignor Gero Marino, può illuminare il cammino di ciascuno di noi. Come Adamo, anche Maria viene chiamata, ma in un modo più nuovo e grande, e la Chiesa raccoglie questa chiamata. L'angelo infatti dice a Maria: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Forse è stata la riflessione di Monsignor Marino: se Dio avesse detto ad Abramo rallegrati, non si sarebbe nascosto. Rallegrati per te, Monica, è un invito alla gioia, ha proseguito il vescovo della diocesi savonese rivolgendosi alla religiosa. Maria si turba udendo il saluto dell'angelo, è colei che attende la venuta del Signore, l'Immacolata, la tutta pura e priva di ogni macchia. Dio l'ha scelta per essere santa, eppure è turbata e sconvolta quando il Signore viene da lei. Dio è sempre una sorpresa quando viene. Non è il risaputo, lo scontato, il ripetuto, ma è l'imprevisto, oltre le nostre attese. Anche a noi, come a Maria, serve tempo per dire sì e per interiorizzare le sorprese di Dio che ci aprono cammini di gioia, bellezza, grazia, che non potevamo preventivare, ha affermato ancora Monsignor Marino. Maria, da donna che attendeva, diventa la donna che si consegna pienamente. La piena consegna avviene a Nazareth e oggi per te, Monica. Questo è il cammino della nostra vita e di Gesù quando sulla croce dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, tutto è compiuto, ha concluso Monsignor Gero Marino. Ai piedi della croce Maria dice il suo vero e pieno eccomi. Giorno dopo giorno il tuo cammino dovrà essere reso sempre più vero e interiore. Preghiamo perché anche noi sappiamo cogliere la tua scelta e la grazia di questo giorno. Ora andiamo a Tortona per il cammino di Avvento. Il tempo del buio, delle giornate che si fanno via via più corte, più prive di luce, il tempo in cui la notte sembra avere il predominio, il tempo in cui il mondo si spegne, ecco, è questo il tempo in cui fioriscono le luci nelle città e nelle case, luci che hanno un significato, un senso preciso. Lo ha ricordato il vescovo Guido Marini nell'omelia pronunciata nella cattedrale di Tortona nella seconda domenica di Avvento. Queste luci le accendiamo esattamente al fine di ricordarci che nell'oscurità e nelle tenebre del mondo e della vita è venuto colui che è la luce del mondo, colui che ha sconfitto ogni oscurità e ogni tenebra, colui che ha portato la luce bella, splendente della vita vera, della salvezza, dell'amore, della redenzione. Un contrasto, quello fra la luce e la tenebra, che è figura della redenzione che Cristo ha portato nel mondo, di più perché Cristo dona luce agli occhi e regala uno sguardo nuovo. In Gesù Cristo, luce vera del mondo, il nostro sguardo diventa davvero luminoso e nuovo e sa vedere Dio nella sua verità, sa vedere noi stessi nella nostra verità, sa vedere la creazione nella sua verità, sa vedere i fratelli e le sorelle nella loro verità. E la loro verità è che Dio c'è.
Che cos'è dunque la conversione a cui richiama la pagina evangelica della seconda domenica di Avvento, se non accogliere la luce che è Cristo, perché in ciascuno possa risplendere proprio quella luce che dona uno sguardo nuovo? In questi giorni, allora, mentre accendiamo le nostre piccole grandi luci nelle case, nelle strade, ricordiamoci di questo. Quelle luci sono il segno piccolo, ma anche significativo e bello, della luce vera del mondo, che è Gesù Cristo, e di questo sguardo nuovo che Egli ci dona, perché la nostra vita cambi davvero e cambi in profondità. Una celebrazione che ha coinciso con il cammino verso la solennità dell'Immacolata, celebrata ogni mattina nella novena. Sono molti i fedeli che tutti i giorni hanno preso parte alla preghiera del Rosario e alla Santa Messa con il Vescovo Marini nella Chiesa Cattedrale. In questa novena dell'Immacolata, nella quale il nostro sguardo si incrocia con lo sguardo di Maria e il nostro cuore si incrocia con il cuore di Maria e la nostra vita si incrocia con la vita di Maria, in lei possiamo vedere la donna che ha accolto in sé, in modo unico e irripetibile, la luce del mondo che è il Signore Gesù. E possiamo vedere in lei colei che in modo unico e irripetibile è stato ed è il riflesso di questa luce del mondo nella vita di ciascuno di noi e nella vita di tutta quanta la storia. A lei allora ricorriamo e a lei chiediamo: accompagnaci in questo tempo di avvento, accompagnaci in questo cammino di conversione, perché apriamo le porte del cuore della vita alla luce del mondo, perché il nostro sguardo cambi e si rinnovi nella bellezza di questa luce, perché la nostra vita possa essere per tanti, per tutti, riflesso di questa luce e dunque esperienza di questa luce che salva, dona gioia, pace e bellezza vera alla vita. A Savona, Monsignor Geromarino ha incontrato i sindaci dei comuni che ricadono nel territorio della diocesi di Savona-Noli per il consueto appuntamento natalizio. In un clima di cordialità, i primi cittadini hanno fatto una disamina della realtà dei comuni in cui operano e condiviso diversi temi comuni relativi alle problematiche che le amministrazioni locali affrontano quotidianamente. Tanti punti toccati, uno su tutti il mondo giovanile ritenuto sempre più avanti rispetto a chi amministra la cosa pubblica e la necessità di trovare nuovi spazi di confronto e dialogo con esso. Alcuni sindaci poi hanno fatto notare come molti ragazzi siano interessati alla politica e desiderosi di farne parte attiva. Fra gli altri punti messi in evidenza la pandemia da Covid-19, l'emergenza lavoro, le nuove povertà e quanto ad esse è collegato. Il Vescovo ha espresso il suo grazie per la condivisione nella convinzione che su ciò che è emerso si possa trovare un arricchimento reciproco. L'incontro è terminato con il consueto brindisi di augurio per le prossime festività. Continuano le visite del Vescovo di Tortona nelle importanti aziende del territorio. La settimana scorsa, infatti, Monsignor Guido Marini si è recato a Voghera in visita all'ASM Multiutility che controlla anche la tortonese ASMT. ASM Voghera nasce nel 1899 ed è una delle principali realtà industriali del territorio della città e dell'Oltrepo pavese. Si occupa della gestione di servizi pubblici locali, dalla ristorazione alla gestione di impianti ambientali fino all'organizzazione di eventi. Da 10 anni ha acquisito anche ASMT di Tortona, l'azienda nata nel 1982 per la gestione di servizi di igiene urbana, erogazione, distribuzione e vendita di gas metano e acqua, ma anche farmacia, affissioni e trasporto scolastico, manutenzione delle aree verdi cittadine e servizio di autotrasporto. Monsignor Marini ha visitato l'azienda e incontrato alcuni lavoratori, proponendo nel suo indirizzo di saluto una riflessione di Giovanni Papini tratta dalla vita di Cristo. I maestri terreni di Gesù sono stati la natura, la scrittura e il lavoro. Vi auguro che il lavoro, oltre ad essere un servizio che svolgete con professionalità e dedizione a favore degli altri della comunità, possa essere anche per ciascuno di voi un luogo di apprendimento e di crescita.
perché quando sul lavoro si combinano questi due elementi, davvero il lavoro diventa umanizzante. Quando è un dono e un ricevere, quando è un servizio per gli altri, ma diventa anche scuola di vita, di maturazione, di crescita. Ecco, questo è il primo augurio che mi sento di fare venendovi a trovare, che possa essere il lavoro davvero una scuola di umanità. Monsignor Marini ha voluto poi rivolgere uno speciale augurio natalizio traendo spunto da un episodio della vita del monaco Agostino di Canterbury, che incontrando i capi tribù in Inghilterra all'inizio della sua opera di evangelizzazione annunciava loro che la vita ha un senso e che quel senso si chiama Dio. L'augurio che io desidero fare oggi a tutti voi e alle vostre famiglie è che il Natale possa essere, se in noi ci fossero delle oscurità che riguardano ciò che viene prima, che riguarda ciò che viene dopo, che riguarda il tragitto della vita, che il Natale, in questo Dio fatto bambino, possa portare luce su quell'oscurità iniziale, su quell'oscurità finale e su quell'oscurità a volte che è il cammino della vita. Ecco, il mio augurio è proprio questo, che il Natale possa portare luce, e la luce, lo dico un po' come quel monaco Agostino, dell'abbraccio dell'amore di Dio che accompagna la vita dall'inizio alla fine e lungo tutto il tragitto. E voi potreste dirmi, questo ha a che fare con noi, con la nostra vita personale, ma ha a che fare anche col nostro lavoro? Io penso proprio di sì, perché nella misura in cui la nostra vita personale diventa più bella, più gioiosa, carica di speranze e di fiducia, anche gli ambienti in cui viviamo diventano più belli, più gioiosi, più significativi, più ricchi di speranza, più forti nella fiducia. Allora l'incontro con questo Signore che si fa bambino mi auguro che possa portare tanta luce nella vita di noi tutti e conseguentemente possa portare tanta luce nuova anche negli ambienti in cui viviamo, le nostre famiglie e anche questo che è un ambiente tanto importante per la vita, che è l'ambiente del lavoro. Ecco, il mio augurio è questo, davvero dal profondo del cuore, e anche la mia preghiera per ciascuno di voi, con tanto affetto che spero un pochino di aver espresso anche in quel saluto personale, che non era un saluto così, era proprio il desiderio di vedere negli occhi e toccare la mano di ciascuno di voi. Grazie. A Tortona, sabato, nella chiesa di San Michele, patrono della polizia, il vescovo Monsignor Guido Marini ha celebrato la messa per la polizia in vista del Natale. Con Monsignor Marini hanno concelebrato il cappellano della Polizia di Stato, Don Augusto Piccoli, e Don Alessio Cappelli dell'Opera Don Orione, che cura spiritualmente la vita della chiesa di San Michele. Nell'omelia Monsignor Marini si è rivolto ai poliziotti presenti invitandoli a svolgere il loro servizio con la luce del Natale, che rende gioiosi nella vita. Rimaniamo sempre a Tortona, dove continuano gli eventi del Perosi Festival. Giovedì 8 dicembre, infatti, in cattedrale a Tortona si è tenuto il concerto dell'Immacolata. Ad esibirsi questa volta è stato il coro della città di Subiaco, diretto dal maestro Stefano Quaresima. È il coro Città di Subiaco ad esibirsi nella cattedrale di Tortona per il concerto che nel giorno dell'Immacolata ha proseguito gli eventi del Perosi Festival, il festival internazionale dedicato al compositore Don Lorenzo Perosi. Il coro, diretto dal maestro Stefano Quaresima, ha proposto i brani liturgici del repertorio di Perosi in una cattedrale piena di persone. Tra i brani eseguiti, la Missa Seconda Pontificalis nella sua versione integrale con anche il Credo, un'opera densa di spiritualità che ben si addice al clima che precede il Santo Natale, ci spiegano i colleghi di Tortona. A nome della Corale Città di Subiaco vogliamo ringraziare tutti i cittadini di Tortona, Don Paolo e tutti i membri del Duomo di Tortona per la splendida accoglienza che abbiamo ricevuto.
Concludiamo questo anno 2022 dedicato per quanto ci riguarda interamente a Perosi nel modo migliore in quella che è stata la sua città natale, nel suo Duomo, accanto alla sua tomba. Per noi è stato assolutamente un piacere, un'emozione grande poter essere qui. Ci auguriamo che ci siano altre occasioni per rivivere questi luoghi, queste emozioni in questi posti splendidi, nel nome di Lorenzo Perosi. Non sono mancati poi, durante l'esibizione, gli omaggi alla Vergine Maria. Il coro infatti ha proposto il Magnificat a 4 voci e il Tota Pulcra. E con questo si conclude Noi Chiesa Diocesi Liguri. Io ringrazio Emanuela Castello che ha curato il programma, ha curato i servizi e do appuntamento a voi per la prossima settimana.